Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Nella giornata di ieri gli agenti della questura di Udine hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria 2 ragazzi per detenzione illecita di stupefacente durante un servizio del controllo del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacente nella zona del Parco Moretti. Verso le 14 gli agenti di una volante controllavano un ragazzo che, dopo essersi intrattenuto con un'altra persona, poi allontanatasi, si incamminava verso di loro. Apparso da subito insofferente, consegnava ai poliziotti una pallina di hashish di neanche un grammo, a suo dire appena comprata, ed un coltellino. Gli agenti decidevano di approfondire il controllo in ufficio e in effetti trovavano nascosto all'interno di una scarpa del giovane mezzo panetto di hashish per ulteriori 40 grammi ed un bilancino di precisione, sostanza evidentemente destinata alla successiva rivendita. Il ragazzo, un italiano residente in provincia di Udine, che compirà 18 anni fra pochi giorni, veniva deferito all'autorità giudiziaria competente per la detenzione illecita della droga e il possesso ingiustificato del coltello. Una cinquantina di migranti sono stati individuati e fermati dalle forze dell'ordine la notte scorsa a Castions di Strada. La segnalazione della loro presenza attorno alle 2 è pervenuta da un automobilista in transito. Altri migranti sono stati avvistati questa mattina nella zona di Pozzolo del Friuli mentre camminavano in direzione Udine. Si tratta di circa 20 persone. In entrambi i casi si tratta di persone di varie nazionalità asiatiche che sono entrate in Italia attraverso la cosiddetta rotta balcanica. Dopo i controlli anti-Covid sono stati collocati in apposite strutture per trascorrere il periodo obbligatorio di quarantena. In Friuli Venezia Giulia, su 27.995 test e tamponi, sono state riscontrate 149 nuove positività al Covid, pari allo 0,53%. Nel dettaglio, su 4.294 tamponi molecolari sono stati rilevati 119 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 2,77%. 23.701 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 30 casi. Oggi si registra un decesso, un uomo di 56 anni di Palazzolo dello Stella, morto a domicilio. Sono 9, più 1 rispetto a ieri, le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre scendono a 50, meno 4, i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Per quanto riguarda il personale del Servizio Sanitario Regionale, tra i casi di oggi sono state rilevate le seguenti positività: all'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina un medico e 2 infermieri, all'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale un medico, 2 infermieri e un terapista, al Burlo Garofalo di Trieste un'ostetrica, all'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasuta di Udine un infermiere. In merito alle strutture residenziali per anziani non sono stati registrati contagi tra gli ospiti, mentre è stata rilevata la positività di un operatore nell'area di Pordenone. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.